Ok, come siamo con l'audio, Nico? Ci siamo? Buonasera a tutti amici di Twitch, benvenuti nuovamente a Sorso, quest'oggi ultima giornata di regular season, però vogliamo iniziare con un volto più che familiare e quest'oggi è insieme a noi, anzi è sempre insieme a noi. Ciao Elia, con gli amici a casa ci seguono sempre, tu sei sempre qua dietro le quinte che ti spendi all'inizio e alla fine, però ci tenevo anche a sottolineare il tuo ruolo come partner attivo con la Pallacanestro Seniori già da più di un anno e mezzo abbondante, no? Un paio d'anni adesso. Un paio d'anni e ti volevo chiedere inizialmente, come ho chiesto quasi a tutti, cosa ti ha spinto a collaborare con questa società e con la pallacanestro, un mondo che prima di questi anni era estraneo a te. Non mi apparteneva affatto, sono entrato a far parte, non è neanche una squadra, come tu ben sai siamo una famiglia, ti voglio bene. Esattamente, infatti per noi Ci vogliamo bene. vogliamo bene, è difficile fare questo tipo di interviste perché siamo una famiglia, il bello è questo della pallacanestro seniori, cerchiamo ogni tanto di mantenere quel profilo di, siamo sempre seri, quel profilo però di serietà tra di noi come dicevi tu. Assolutamente sì, concordo. Ripeto, sono entrato perché mi sono trovato subito a mio agio e niente, mi sono innamorato, sono rimasto, abbiamo fatto insomma quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Grandi progressi. Quindi Poi non ci ci, sono parole. ci tengo a dire anche per il vostro lavoro che è un doppio ruolo sportivo e anche fuori, perché scelte di marketing, anche scherzavamo prima delle telecamere sopra i canestri, ma anche del lancio delle patatine, è tutto in linea. Quello che fanno i giocatori e anche quello che fate voi fuori dal campo. Io perlomeno sono fuori dal campo e cerco di dare il mio e di portare diciamo, nel pubblico l'animazione, perché oltre alla partita a me piace anche insomma, animare, stare lì e fare una congregazione tra pubblico e giocatori, unire. Esatto. E quello è uno spettacolo. Cioè, a parte che anche da quest'anno abbiamo inserito il nostro Tauro. Quella è un'aggiunta, la chicca, perché come dice Elia, la bellezza di questo sport, come tutti gli sport, è stare insieme. Era uno sport, diciamo, sconosciuto al nostro Elia, ma adesso è diventato quasi il suo sport, apprezza tantissimo i gesti tecnici, però ti devo dire una cosa, si è abituato anche troppo bene. È raro che uno conosca la pallacanestro, arrivi in una squadra che non ha mai perso quest'anno, ricordiamolo. 19 vittorie, con questa poi andiamo a cercare l'imbattibilità totale in una regular season, tanta roba. Non so se sia mai successo, Dobbiamo verificare, credo di no. se no sarebbe da Guinness. Stiamo per raccontarvi una partita dei record. Comunque ti lasciamo andare lì, ti volevo soltanto chiedere due paroline se vuoi dire agli amici a casa e cosa ti auspichi per questa squadra nei prossimi anni? Qual è secondo te la chiave per mantenere viva questa fiamma? Perché è sempre facile dopo qualche anno spegnere questa fiamma, no? Non perderci come amici, tenere i soliti rapporti. E quella è la chiave, l'amicizia. Poi ripeto, noi anche se qualche volta ci mandiamo però l'indomani. Amici come il primo. Assolutamente, come un fratello, uno spettacolo. Queste sono parole da segnarci e ne vedremo delle belle. Grazie mille Elia, Ciao a tutti. nostro tuttofare direi, nonché parte della nostra squadra. Grazie mille, Lo bacio. ti vogliamo bene. Tutto sudato il bacio. Grazie al nostro Elia e adesso andiamo a intercettare le parole dei due allenatori, rimanete collegati.
Abbiamo aperto con la chicca di Elia, come avete visto e sentito la famiglia, il gruppo sono elementi essenziali e viene più qua Gabri e infatti siamo con il nostro coach Gabriele Piras. Quest'oggi si chiude la stagione, cos'è la quinta da head coach che porti a termine, la quarta? Ho perso il conto. Così giovane ma già 2 stagioni complete in Serie C, questa è la prima anche da padre, direi che c'è una gran bella soddisfazione a livello personale prima di tutto. Sì, assolutamente. Se penso da dove siamo partiti qua a Sennori mi viene quasi da piangere, perché veramente siamo partiti dalla WISP senza avere un settore giovanile, piano piano stiamo costruendo tutto e speriamo di continuare a crescere, perché alla fine l'obiettivo è quello, dare un ricambio e diventare un punto di riferimento del basket del Nord Sardegna. Molte volte io mi fermo, no, a pensare, noi che ci conosciamo da una vita, ne parlavamo 3 banchi di scuola, adesso siamo molto concentrati in quello che stiamo facendo, però è davvero un sogno. Adesso inizieranno i playoff, la tua squadra è sempre concentrata sul pezzo, però senti che c'è bisogno di quella scintilla per riattivare forse quell'ardore sportivo nei tuoi giocatori. Sì, assolutamente. Stiamo giocando da qualche settimana a partite che sulla carta non contano, quindi andare in palestra e allenarsi forte non è facile. Stiamo facendo molto leva sul fatto cioè sul provare a chiudere la stagione in battuti, quindi questo ci spinge a dare il massimo e soprattutto ragionando sull'arrivare pronti all'eventuale spareggio, perché quello è il nostro obiettivo dichiarato da inizio anno. E non ci puoi arrivare preparandolo in una settimana, ma devi portare avanti un ragionamento durante tutta la stagione. Sicuramente immagino che c'è stato tanto lavoro rispetto alle 2 partite con Gorizia, che io personalmente in settimana mi sono anche rivisto per un po' di nostalgia, visto il sole e questo bel tempo. E beh, tu anche tutti i mesi dell'anno immagino. Però ci saranno degli accorgimenti che rispetto all'anno scorso è un'altra squadra, panchina più lunga la tua, però degli accorgimenti che sicuramente hai notato affrontando squadre un po' più attrezzate in Italia, che adatterai con i tuoi giocatori, magari a livello difensivo immagino. Sì, diciamo che la partita con Gorizia ci ha fatto crescere. I 5 del quintetto più gli altri della panchina che abbiamo confermato sono tutti cresciuti e sono più forti dall'anno scorso, non dal punto di vista tecnico ma proprio da un punto di vista mentale, sono più forti. In più l'intensità dell'allenamento con 9 acquisti si è alzata e ci è servito proprio a capire che la stagione, se hai un obiettivo, la devi preparare durante tutto l'anno e quindi devi provare cose che magari concentrandoti solo sulla stagione sarda non proveresti, perché comunque magari facendo altre cose vinci, quindi magari rischi un po' di più come abbiamo fatto nelle ultime partite provando cose nuove per poi magari buttarle in campo quando conterà veramente. Questo si nota anche dal tuo percorso personale come allenatore, stai aumentando di giri come si suol dire, no? Stai cercando di assumere sempre più consapevolezza al di là dei corsi e delle tante cose che hai fatto fuori. Si vede anche dalle risposte che dai rispetto all'anno scorso, hai molta più consapevolezza in quello che fai e questo è molto importante. Quindi noi adesso ti lasciamo andare, manca un quarto d'ora, sappiamo che abbiamo i tuoi riti con la tua squadra, in bocca al lupo, e questo è solo l'inizio di un gran bel campionato che arriva. Crepi e speriamo sia l'inizio anche per te, Fabri. Grazie Gabri. Un quarto d'ora, abbiamo tempo anche di intercettare l'allenatore del CUS. Arriviamo subito.
Eccoci qua. Vieni Gabri. Passiamo da un Gabriele all'altro, così, da un coach all'altro, quest'oggi omonimi. Allenatore del CUS Sassari, innanzitutto benvenuto. È sempre bello affrontare una squadra giovane, ben preparata. Nelle ultime 3 giornate 2 vittorie, peccato per la sconfitta nella penultima che non vi ha permesso di poter agganciare l'ottavo posto. Sarebbe stato bello quest'oggi poter giocare per quei 2 punti per l'ottava piazza, però comunque ti puoi ritenere soddisfatto di questa annata. Assolutamente sì, comunque noi il nostro progetto è chiaro, è quello di far crescere i giovani. Purtroppo ci sono girate male qualche partita, a 2 o 3 le abbiamo perse supplementari e niente, la classifica questo dice, quindi ci prepariamo per i play-out al meglio. Io in genere nelle puntate che facciamo settimanalmente dico sempre il CUS è una squadra che a me fa impazzire, perché se vedo i singoli dei giocatori che conosco personalmente da tanti anni come Marco, come Alessandro, Luca, uniti a questi giovani e al tuo modo di allenare è davvero una mina vagante. Peccato come dicevi tu quelle partite perse, però c'è tanto da lavorare, secondo me le soddisfazioni che ti puoi togliere con questi ragazzi nei prossimi anni saranno tante. Sì, assolutamente, cercando sempre di lavorare al meglio. Ho un gruppo di ragazzi stupendo che viene sempre a allenarsi, sconfitto o vittoria, viene, si allena al massimo e per me è un orgoglio poterli allenare, al di là dei risultati che a volte non ci premiano. Sicuramente quest'anno l'arma in più è stata casa vostra, quindi giocare in casa non è mai facile, si è vista anche per Senoli all'andata, perché è un campo caldo, è un campo dove lasciate veramente tutto sul parquet, e sicuramente anche quest'oggi in una trasferta dove volete chiudere il campionato al meglio, volete sicuramente trovare risposte positive e mettere in campo anche qualcosa di nuovo, perché no? Assolutamente, in casa come dico sempre ai ragazzi ci sono soprattutto tutte le giovanili che vengono a vederci e noi quindi dobbiamo dare l'esempio di una squadra che con 1000 difetti non molla mai ma butta sempre tutto dentro il parquet. Poi questi ragazzi sono cresciuti, hanno 6 anni in quel campo quindi lo conoscono bene e niente, speriamo anche oggi di farci valere e di fare la nostra miglior partita. Piccola battuta, ho visto Lizzeri assente da 3 partite, ma problema fisico? Sì, sì, problema fisico, problema caviglia, speriamo di recuperarlo per i playoff. Peccato, perché è un giocatore che ha fatto vedere davvero buone cose proprio sulla falsa riga di quella crescita dei giovani. Grazie Gabri, buona partita. Ciao caro. E quindi ultima giornata di regular season, 10 minuti all'inizio. Noi ci spostiamo in postazione appunto. Grazie e rimanete collegati. Senoli contro CUS Sassari. Escula. Ciao.
Ehi, ehi, one, two. Qualche partita, non ho sentito, quindi che non l'ho cambiato il oggettivo. Può essere un messaggio in chat, no?
Quindi vanno cambiati. Quindi. E quindi amici di Twitch, nuovamente ben collegati da Sorso dopo il Classico classico pre-partita, squadre che sono ormai in campo. Quest'oggi Senori contro Cus, ultima giornata di regular season e Senori ovviamente cerca il record per chiudere questo campionato da imbattuta prima dei playoff che inizieranno il 27 di aprile. Ci sarà il riposo nella settimana di Pasqua. Campionato che aspetta soltanto di definire l'ottava posizione, ovvero l'ultima disponibile per i playoff, e anche la terza e la quarta piazza tra Calasetta e Ferrini. Tutte le altre posizioni sono già stabilite. Palla 2 che viene alzata in questo momento dal signor Sanna, vinta da Sennori, che è in quintetto con Merella, Tola, Cordedda, Ubalek e Pisano. Sbaglia il primo tiro Merella, mentre il Cus scende in campo con Chessa, Idini, Dongu, Piras e a chiudere il quintetto il numero 6 che si è preso la prima conclusione sbagliandola, quindi un errore per parte. Numero 6 trattasi di Matteo Ruiu, ci prova Tola da 3 punti, canestro che sblocca le marcature di questa partita. Federico Tola che è entrato nella scorsa partita e dopo 40 secondi ha dovuto abbandonare il campo. Per fortuna è abile e arruolabile, va a recuperare il pallone. Dopo i 3 punti ci mette anche la rubata e 2 punti. 5-0, firmato Federico Tola. In questo avvio Federico Tola non entrava in quintetto da tante partite, ma è sicuramente un giocatore imprescindibile per questa squadra, specialmente quando la posta in palio si inizia a far sentire. Ricorderete i canestri di Federico Tola contro Gorizia nella sfida a Porto Torres nella prima partita, quando Federico Tola con 7 punti consecutivi ha portato Senori sul +1, quindi un giocatore che si esalta anche quando le partite sono importanti, mentre il Cus cerca ancora il primo canestro del campo, non lo trova, rimbalzo di Cordedda che dopo l'ultima partita di riposo non ha giocato contro la Torres, quest'oggi torna in quintetto. Ubalek si fa sottrarre la sfera da parte di Idini, che imbastisce subito un'altra azione. Numero 12 che ribalta per Luca Chessa, autore di 31 punti nell'ultima sfida. Ovviamente l'ultima sfida giocata e vinta contro Antoniano, ma noi dobbiamo ringraziare la nostra collegata dal campo perché quel giorno la nostra Marta ci ha dato informazioni utili. Non vi abbiamo aggiornato, diciamo, in contemporanea con la nostra partita perché è finita qualche minuto prima. Vittoria importante del Cus, ma più importante dal punto di vista del non far fare i punti all'Antonianum che per entrare ai playoff, perché quella vittoria non è servita a niente per il Cus, già eliminata. La sconfitta prima della vittoria con l'Antonianum, quella è stata decisiva, come dicevamo con coach Sassu nel pre-partita. Arriva il canestro di Correa dai tiri liberi, fondamentale, che Andrea deve assolutamente allenare in vista dei playoff. Ricordiamo lo scorso anno quanti problemi a cronometro fermo, ma anche quanti canestri quando mancavano pochi secondi, quando c'era da mettere dentro il pallone, lui l'ha sempre fatto. Dongu dall'altra parte in qualche modo si trova libero, ribalta per Chessa, riceve adesso Piras, ancora Dongu, piede a posto, tripla di Dongu. Cus che è ancora a quota 0. Mentre l'ultima giornata di Serie C si è aperta mezz'ora fa con la sfida tra Calasetta e Dinamo. Anche questa è una sfida, anzi a dire la verità, una sfida non così ininfluente, perché Calasetta in caso di vittoria sarebbe sicura e certa del terzo posto. E come diceva ieri Papura, che saluto e ringrazio per aver
come dire, tenuto banco nella puntata settimanale insieme al nostro Riccardo Corrias, ha ricordato appunto che Calasetta in caso di vittoria con la Dinamo è sicura della terza piazza ed è sicura anche di non affrontare poi Sennori nel secondo turno, ovvero nelle semifinali playoff, e la Ferrini che quindi potrebbe già dire addio al terzo posto e accontentarsi della quarta posizione già da oggi. Ferrini che deve scendere in campo tra poco meno di 20 minuti contro la Torres, forse nella sfida più bella di quest'ultima giornata. Ricordiamo gara 3 dello scorso anno, vinta dalla Torres in casa della Ferrini, portando i ragazzi allenati da Antonio Carrini in finale proprio contro il Sennori. Quest'oggi è un dentro fuori uguale come l'anno scorso, ma di tutt'altra importanza, perché la Torres con una vittoria è sicura dell'ottavo posto, e anche in questo caso la vittoria con la Ferrini permette alla Torres di affrontare Sennori, ma l'anno scorso gli permetteva di affrontarla in finale. Questa volta gli permetterebbe di affrontare Sennori nel primo turno playoff, quindi potremo avere già un quarto di finale con la finale dello scorso anno. E ovviamente in caso di sconfitta della Torres contro la Ferrini bisognerebbe aspettare a domani per la sfida tra Antonianum e Pallacanestro Nuoro, che non chiede più niente da questo campionato. Ha perso anche la quinta piazza Nuoro perché ha perso lo scontro diretto con Coral e quindi affronterà Calasetta al 90%, se Calasetta porta a termine la sua partita con una vittoria. E quindi dopo questa parentesi sono trascorsi 4 minuti e inizia la partita. Il CUS non ha ancora segnato, ci prova adesso Marco Idini, e chi se non lui il più esperto della squadra, giocatore che ha militato tanti anni in questa categoria, l'anno scorso in forze con la maglia dell'Aurea, ha giocato una finale promozione. Ubalek sotto canestro per Federico Tola, vuole la seconda tripla della sua sfida, sbaglia e quindi il CUS che può rientrare nel match. Luca Chessa si arresta per Ruiu, palleggia, arresto e tiro e errore, e quindi Ubalek a fare il vuoto a rimbalzo, poi non si intende con Tola, errore banale rimediato subito da Alessandro Pisano che va sino in fondo. Potenziale gioco da 3 punti non secondo il signor Sanna, e quindi 2 liberi, anzi solo rimesso ovviamente per giocatore nativo di Porto Torres. Pisano finta al tiro, va sotto la cordetta, ribalta per Tola, Merella tutto solo dall'angolo per la tripla. 2 errori già di Capitan Merella, la 3. E quest'oggi esibisce la sua nuova fascetta, quindi prove di look anche per il capitano sennorese in una sfida, come detto, che non conta niente se non per il record sennorese davvero impressionante. Chiuderebbe così il campionato a quota 40 punti e 20 vittorie e 0 sconfitte, ma mancano ancora 30 minuti abbondanti. L'errore di Piras, quindi Cordedda per Tola, Sennori che vuole accelerare, ancora Merella non prende il tiro, viaggia benissimo il pallone nell'attacco sennorese. Cordedda viene chiuso vicino a canestro, quindi deve tornare fuori da Pisano. Ultimi 10 secondi dell'azione. Merella aspetta Cordedda per il blocco, la palla arriva a Tola, vuole collaborare con Cordedda, si svita, sbaglia e poi fallo subito da Federico Tola, che è stato bravo ad assicurarsi il rimbalzo offensivo.
E Tola diabolico, ruba palla a Luca Chessa e realizza altri 2 punti. 2 ingressi per il CUS. Manda in campo Federico Cano con la maglia numero 14 e Alberto Gaio con la maglia numero 15 che prova ad attaccare. Si chiudono le maglie bianco-verdi, recupera palla Pisano vicino a lui Cordeda, si fa vedere Tola, perde il possesso Cordeda, buon recupero del CUS che si scatena in transizione dalla sua mattonella. Luca Chessa, tiratore mortifero sin dai tempi della Dinamo Sassari. Dall'altra parte altro giocatore che non perdona nei pressi del ferro, ovvero Giri Ubalek, ne mette 2, terzo in arrivo. 2 cambi anche per la Inovius Sennori che dispone come sempre di una panchina di lusso. Vanno in campo Puggioni e Verric, come detto, panchina di lusso perché coach Pila si può permettere di mandare in campo 2 giocatori del calibro di Puggioni e Verlic, 2 realizzatori e l'hanno dimostrato l'anno scorso con le maglie del Sant'Orsola e Calaseta. Realizza il tiro libero Giri Ubalek, sfatando così il tabù del telecronista che più di una volta succede che elogio oppure do per scontato il libero e poi arriva quasi sempre l'errore. In questo caso per fortuna il buon Giri ha realizzato, togliendo così le castagne dal fuoco, come si suol dire. Quindi c'ha 5-10 punti di vantaggio. Puggioni si muove, riceve Cordeda, ribalta per Tola, extra pass, giocata benissimo. Alessandro Veric dall'angolo, secondo ferro, ma c'è Ubalek a rimbalzo. E poi Puggioni, altra tripla, primo ferro. E quindi Luca Chessa a spingere nuovamente, sotto per Piras. Si torna fuori da Luca Chessa, tripla, questa volta contestata e sbagliata. Ubalek contro Gaio, va sotto da Tola. A posizione Tola, torna fuori da Cordeda, in angolo per Puggioni, si forma il triangolo, spaziature da ricreare, ci prova Ubalek, un tiro difficilissimo anche per un giocatore come lui. È entrato anche De Martis, quindi 4 quinti del quintetto rivoluzionati da coach Sassu. Ancora Luca Chessa, palleggia il tiro, nonostante la marcatura di Giri Ubalek realizza un gran canestro e Ubalek si va a complimentare con il numero 5, il classe 97 che, come detto, sin dai tempi della Dinamo Sassari ha dimostrato di essere un ottimo tiratore. In questo caso non riesce a tenere Tola perché subisce una distorsione alla caviglia, chiede subito il cambio, ritorna ad Ongu e Tola che ne mette altri 2. Ingresso nello starting 5 aiuta e non poco Federico Tola nelle prestazioni personali, già 7 i suoi punti. Si va a prendere qualche minuto di riposo al suo posto Paolino Marreu e va subito a raddoppiare. Dongu rischia gli 8 secondi e libero Gaio che non guarda neanche il canestro. De Martis consegnato con Gaio, 5 secondi alla fine dei 24, se lo deve prendere il tiro Gaio, lo fa in questo momento ma lo sbaglia, quindi Verlic a tutta velocità per Marreu, subito per Puggioni e il suo tiro, questa volta però lo sbaglia, già 2 triple in transizione e ovviamente se le deve prendere il giocatore del calibro di Stefano Puggioni. Marreu ci mette la mano, recupero di Paolo Marreu e va a finalizzare il tutto Verlic con il tiro da sotto, sbagliato dal numero 14, però si rimane da questa parte. Mentre time out in campo, quando mancano 1 minuto e 23 alla fine del primo quarto, 17-7 il parziale, 5 punti per Luca Chessa e 2 per Marco Idini per il CUS, mentre 10 rettifica per Tola, unico giocatore già in doppia cifra, 3 per Ubalek, 2 per Merella e 2 per Andrea Cordedda. All'intervallo Calaseta sopra di 21 punti contro la Dinamo e quindi davvero ad un passo dalla terza posizione
e quindi sarà davvero un'interessantissima sfida playoff tra Calasetta e Nuoro. Aspettiamo ovviamente il finale di questa sfida con Nuoro che è sicura della sesta piazza. Qua a fianco a me c'è la nostra Marta Villani che ride a tutto spiano, perché ogni volta che io mi esprimo con questi giudizi quasi certi poi succede il contrario. Ringraziamo Manu Baez che è iniziato a seguirci, apprezzando l'egregio lavoro di Pappu, che ancora non l'ha messo, quindi sicuramente è una frecciatina per Pappu questa, no? Sì, sta scrivendo su WhatsApp. Sì, l'ho visto. Tra l'altro, cioè, l'ho flammato ci ha seguito adesso, Sì. fino adesso. Ha aspettato l'ultima giornata. Ma è quello che forse lo conosco. Ripreso il match con Piras che si svita, ancora Dongu non andare fino in fondo. Vediamo il discorso precedente con Calasetta che in caso di vittoria, come detto, sicura del terzo posto, affronterà Nuoro già sicura della sesta posizione, e questa sfida playoff sarà veramente bella, come quella tra Olimpia Cagliari e Basket Sant'Orsola, che arriva sicuramente al meglio. Sembrava fuori dai playoff a 3 giornate dalla fine, invece con un colpo di reni e anche, c'è da dire, con l'acquisto di Nicola Pisano, che ha cambiato e non poco gli equilibri di questa squadra, nel mentre Alessandro Piras mette la tripla e porta i suoi sul -7, ma Andrea Cordedda non ci sta, straripante il numero 3 fino in fondo, 19-10. Ancora Marreo in pressione per Piras, gran palla per De Martis che gli scalpella l'opera da vicino, forse non si immaginava tanta libertà. Liberissimo Cordedda per un tiro da 3 punti, voleva azzannare la sfida De Martis per farsi perdonare. Ancora Dongu, chiuso, ci prova Verlik, non trova l'anticipo. De Martis da 3, il tiro non entra, percentuali basse in questo primo quarto, 3 secondi alla fine del primo quarto. Ha tentato l'alzata Pugioni per Verlik, l'ultimo tocco è di un giocatore del CUS, e quindi 1 secondo e 3 decimi, come ricordato da coach Piras, per concludere. Lo fa Pugioni allo scadere, palla che non entra, un po' scarico forse sulle gambe Stefano Pugioni quest'oggi, 3 errori da lontano, tutti e 3 corti, e comunque finisce il primo quarto 19-10 per la Innovius Senior. Sto facendo allenare. Va bene. E quindi in questo momento il quadro playoff con il nostro tamburo che si sveglia così di colpo. Il quadro playoff che in questo momento dice Innovius Seniori in attesa dell'8ª classificata. Olimpia Cagliari contro Basket Sant'Orsola, quindi accoppiamento già sicuro. Calasetta contro Nuoro, altro accoppiamento al 99% sicuro, e poi di conseguenza ci sarà Ferrini Coral, quindi davvero delle belle sfide, nessuna di queste sembra scontata sulla carta, tutte squadre che arrivano in ottima forma, considerando la Coral per esempio, che ha vissuto un momento buio durante la stagione, ha chiuso alla grande e affronterà la Ferrini che ha vissuto lo stesso momenti altalenanti in questa stagione, quindi non me la sentirei di dire Ferrini favorita 2-0, potrebbe esserci anche una sorprendente gara 3, potrebbero far valere il fattore campo tutte le squadre, così come il Sant'Orsola con l'Olimpia Cagliari. Forse l'unica squadra che secondo me è un po' più favorita potrebbe essere Calasetta con Nuoro, ma sia Calasetta che Nuoro non hanno concluso al meglio la stagione, quindi davvero se ne vedranno delle belle ai playoff, sperando ovviamente che questo 99% si concretizzi. Sono tutto quello che ho detto è solo aria.
e subirò prese in giro da parte di Marta per tutti i playoff sicuramente. Secondo quarto che è iniziato con il Cus palla in mano. Campo anche Onali con la maglia numero 1 per il Cus, mentre il Seno ritrova altri 2 punti, toccando il massimo vantaggio assoluto del match, più 11. Con Spano in campo anche insieme a Cabras, Merella, Verlic e Puggioni. L'arbitro che è andato a richiamare coach Sassu. Ci prova Onali con la tripla, l'errore tocca Verri che controlla Spano. Quindi Verri nell'angolo per Merella, si torna fuori dal numero 14 che ha spazio per attaccare, vuole spazio per cercare il gioco a 2 con Cabras. Il pallone arriva sotto ma non riesce Matteo Cabras a trovare la coordinazione, quindi palla persa a Senori. De Martis, penetrazione dinamica, si arresta in un fazzoletto, gran giocata al numero 35 che ha un'altra opportunità, sceglie Onali per una tripla realizzata al numero 1. E giocano bene comunque i ragazzi di coach Sassu, specialmente i più giovani come De Martis e Onali. Io ho visto tutto velocizzato al replay, non so perché. Quella l'hai trovata? E quella sta andando, quell'altra si spenta. Quale spento? Quella devo collegare a Vediamo una schiaccia nel secondo quarto. una GoPro. Fase confusa con Senori che prova a mettere ordine. Merella, Puggioni sotto per Cabras, gran giocata di Stefano Puggioni e Matteo Cabras si fa trovare pronto. Va in lunetta con libero aggiuntivo Matteo Cabras, che ha disputato una bellissima partita nell'ultima sfida interna contro la Torres. Se andiamo a verificare se è stato anche il suo season high di quest'anno, libero sbagliato, in qualche modo prova a salvarla Verlic, bravo Gaio a non far carambolare il pallone addosso e quindi Luca Chessa dall'altra parte. 7 minuti e 30 alla fine del secondo quarto. Chessa schiaccia per Gaio, troppa pressione di Cabras. Si tratta della seconda prestazione, la seconda miglior prestazione di quest'anno per Matteo Cabras
18 punti il 14 dicembre e ne mette 16. La scorsa partita ne ha messo 16, vanno quasi ad eguagliare la prestazione del Cus, che prova a rimanere aggrappata alla partita. 23-16, 7 punti fra le squadre, pronti a entrare Simone Piras e Pisano. Tra l'altro entrambi ex CMB Porto Torres. Se andiamo a vedere i giocatori della Inoview Senior, ci sono tanti ex Sant'Orsola come tanti ex CMB Porto Torres, ma anche ex Nuova Pallacanestro Sorso. Diciamo, c'è un bel mix, come anche ex della Santa Croce Olbia, quali Tola e Cordedda, e ex Dinamo Sassari come Giri Ubalek e Enrico Merella. Davvero tante squadre in questa magnifica Inoview Senior che, credetevi amici a casa, ricorderemo negli anni. Adesso banalmente fra 5-10 anni questa squadra, io mi auguro ovviamente, sia ancora in forze, ma al di là di quello che stanno facendo questi ragazzi e quello che stanno per compiere in questa annata è qualcosa che rimarrà negli annali e rimarrà nella storia, perché un campionato del genere in Serie C non si vedeva davvero da tanti anni. Però ovviamente vincere il campionato senza perdere neanche una partita è bello, però poi c'è da affrontare i playoff ed eventualmente lo spareggio, quello spareggio che abbiamo affrontato l'anno scorso. Si è concluso con una sconfitta ovviamente, ma si è concluso anche con una vittoria, quella dello sport, quella dell'amicizia con la Dinamo Gorizia. Salutiamo tantissimo gli amici di Gorizia appunto e la nostra tifoseria che sentite in sottofondo, che ci ha seguito dovunque e ha continuato a farlo anche quest'anno. Eravamo sempre in casa, anche in trasferta noi siamo sempre in casa. Tre secondi alla fine dei 24, Merella, passaggio fantascientifico del capitano. Serve un cioccolatino per Matteo Cabras che deve solo scartarlo ed è il secondo gioco potenziale da 3 punti per Matteo Cabras. E più 11 nuovamente per il Senior. In un attimo torna lì a distanza di sicurezza e realizza questa volta Matteo Cabras. Poi si butta a Pisano, prova un altro recupero. Girandola dei cambi che continua per Sennori. Ritornano Ubalek e Tola. Sta mischiando un po' le carte coach Piras per cercare ovviamente più soluzioni possibile in vista dei playoff. Già 11 i giocatori mandati in campo da coach Piras. Solo Martino Cabras non è ancora sceso sul parquet. Pisano si va in fondo, si protegge con la spalla, ne mette 2 il numero 21, è il massimo vantaggio della partita, più 14. Time out chiamato la coach Sassu, vuole ragionarci su con i suoi. 5:36 da giocare e poi sarà intervallo lungo. E noi, visto che quest'oggi è l'ultima giornata della regular season, il nostro Papura che oggi c'è, è sempre presente, sta cercando di darvi servizi di regia sempre più qualitativi con la GoPro che ha messo sopra il canestro. Sta facendo capricci ma sta cercando di risolvere, e io quindi ne approfitto per darvi delle statistiche di questo campionato con Andrea Cordedda che in 18 partite ha totalizzato 14 punti di media, quindi ha tenuto una media di 14 punti. Per questo, per gli amanti delle statistiche, davvero bei numeri per Andrea Cordedda. Poi ci faremo dare anche i numeri più completi per
per quanto riguarda assist, rimbalzi eccetera. Stefano Puggioni alla prima stagione maglia Inovius Seniori in 15 partite totali, perché ne ha saltato 3 per infortunio. Ha viaggiato ad una media di 13 punti e mezzo, e sono davvero tanti, considerando che è un giocatore che entra dalla panchina, che gioca 20 minuti scarsi, e segnare 13 punti e mezzo di media è davvero un gran bel bottino. Quindi sicuramente lui può essere l'uomo copertina di questa regular season in vista dei playoff. Un acquisto azzeccatissimo, un giocatore che non cambia mai faccia, si diverte e forse ha trovato anche la squadra giusta, con i compagni che hanno più esperienza di lui, che non gli permettono di buttarsi giù, e lui si continua a prendere quei tiri e lo continua a fare con estrema fiducia. Pisano che banalmente perde un pallone, Luca Chiesa sbaglia da sotto. Giusto per concludere le medie dei giocatori, vi do un terzo nome, poi continueremo con gli altri. Il terzo nome è quello di Capitan Merella, che in 17 partite giocate ha viaggiato alla media di 15 punti e mezzo. Davvero ben arricchite e ben distribuiti i punti in questa squadra. Poi approfondiremo anche con gli altri giocatori. Ubalek va a portare un blocco a Pisano. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di secondo quarto. Piras, scarico nel vuoto, recuperato da De Martis. Sotto per Piras a posizione. Sbaglia, bravo Spano a dirgli di no. Libero Spano da 3. Il tiro non entra. De Martis prende la mira e questa volta non sbaglia. 19° punto dei suoi. Ancora Tola. Fino in fondo Tola, arriva l'errore. Continua a combattere il numero 17 finché non trova altri 2 punti. È assolutamente un pivot mancato il numero 17, con 15 cm, con 15-20 cm in più. Lui sarebbe assolutamente un centro, un numero 5, perché i movimenti da pivot e spesso e volentieri i suoi compagni lo servono sotto canestro quando viene marcato da qualcuno di più basso. Lui che fa valere anche i muscoli e la sua stazza per portare i difensori vicino a canestro. Ubalek in questo caso commette fallo, quindi quest'arma in più con Tola, che purtroppo quest'anno non è mai riuscito a dare continuità perché ha subito infortuni che non hanno fatto stare tranquillo, ma questa continuità potrebbe ottenerla proprio in vista dei playoff, nel periodo migliore del campionato. Vedremo un po'. E quest'oggi, che l'ultima di regular season, sta già dimostrando di essere veramente in forma nonostante i problemini fisici. Il taglio sotto di De Martis, che non riesce a trovare 2 punti, e quindi Pisano ancora per Piras. 3 minuti alla fine, Piras fa in attacco, torna in campo Puggioni. Tre minuti alla fine del secondo quarto e poi intervallo lungo con Senior in vantaggio, 13 lunghezze. De Martis schiaccia per Piras nell'angolo per Ruiu, colpita la struttura ma si può ancora giocare. Pisano che aumenta le marce del proprio motore, va fino in fondo. Alessandro Pisano si è mangiato il campo, ne ha messi 2. Poi rottura prolungata per il Cus, palla persa. Riceve Pisano, vuole collaborare con Cordedda, che si fa vedere, aspetta il taglio di Ubalek ben servito e poi si specchia quasi la formazione di casa, trova libero Pisano dall'angolo che non riesce a trovare la conclusione pesante.
ancora De Martis, ancora affrontare Ubalek e ne mette altri 2. Buona prova del numero 35 finora. Ancora Ubalek nei pressi del ferro, nasconde il pallone, poi si arresta con assolutamente un tiro che è all'interno del suo gioco. Grande passaggio, quasi di tocco per Pisano. E altri 2 al numero 21, 90 secondi, meno di 90 secondi alla fine del secondo quarto, 36-21. E ancora Federico Tola, lanciato in contropiede, segna, subisce il fallo, va in lunetta col tiro libero supplementare e il divario inizia a essere pesante, 17 punti fra le squadre. Sef Torres che nel mentre è partita alla grande sul campo della Ferrini, 8-15 il parziale. Nel primo quarto ovviamente un'altra squadra rispetto a quella che abbiamo visto qui la settimana scorsa, perché Enrico Casu e Stefano Trucchetti erano presenti con la prima squadra in quel di Pistoia, anzi menzione ad Enrico Casu che ha esordito in Serie A e Stefano Trucchetti che ha segnato 3 punti nella sua ormai penso 10ª presenza in Serie A, però ci sarà sicuramente grande entusiasmo nell'ambito Torres per l'esordio di Enrico Casu, davvero un ragazzo che è nato in quel settore giovanile. Esordire in Serie A e sicuramente ripaga dei sacrifici di questo giocatore che quest'oggi sta giocando con la Serie C e insieme a Stefano Trucchetti stanno provando a portare la Torres in ottava posizione. E sarà bello a quel punto vedere in caso di ottava posizione per la Torres se Trucchetti ed Enrico Casu saranno sempre disponibili per quelle partite, ma presumo proprio di sì. Cordeda che sbaglia forse il canestro più facile del suo campionato, ma si rimane da questa parte. Ultimi 16 secondi. Nel mentre citato nel primo quarto ed è qui con noi a vedere la partita Nicola Pisano, arrivato qualche secondo fa. Proprio il nuovo acquisto del Sant'Orsola che giocherà i playoff contro l'Olimpia Cagliari. Finisce anche il secondo quarto con Tola da metà campo, prende il tabellone. Ma è lui il miglior marcatore della sfida fino a questo momento. Si va a riposo con seno di sopra, 42-23. way to dribble up and down the court, just like I'm the king on the microphone.
so it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. My favorite play is the alley oop. I like the pick and roll, I like the give and go, cause it's basketball, Mr. Curtis Blow. I used to go to dinner, then take the girl to see Tiny play against Earl Pearl and Will, Big O, and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King. And number 33, my man Kareem is the center of my starting team. Watch out, in your face here. Yes, Clyde, Rick Barry, and Pistol Pete. Now these players could never be beat. Isaiah and Iceman too, just give them the ball, and then you talk up too. Dantley and Wiggins are on the scene, and Ralph Simpson is really mean. Bill Russell didn't take no jump, and Dow Dawkins got a monster dunk. To the hoop, y'all. Yes. Ha-ho, here I go. Face. Watch me. Deal. Oh, you can't check me, man. Jump. Get on down. Oh, yeah, I like this basketball. Deal. Now, here I go in your face. Swish. Oh, yeah. To the hoop, y'all. It's basketball. Tell me, were you in the jump? The night Wilt scored 100 points. Or when the Celtics won titles back to back and didn't give nobody no kind of slack. Or when Dr. J shook the whole damn team with moves that came right out of a dream. Or when Willis Reed stood so tall playing D with desire. It's basketball. To the hoop, y'all. Yeah, girl. Oh, yeah. To the hoop, y'all. Shoot the bill. Baseline, slam dunk. Deal. Oh, yeah. I get the ball and then I go and play like the superstar in the NBA. The forwards, the centers, and all the guards, the ones you see on the bubblegum cards. Me and homeboy would go one-on-one, cause playing the game is a lot of fun. Sit by the TV and watch them all, cause Curtis Blow is rapping basketball. Man, did you see that boy Pearl the other night take that thing up in Ewing's face? He's bad, but I like Michael Jordan, man. Oh, y'all remember the old days, though? The old days of the rucker with Dr. J used to take the whole team, boy. Man, you still doing it. He used to burn him. I saw him burn Kazi Russell one night, man. It was embarrassing. Hey, y'all see Bernard King, man? Oh, Bernard King is my man. I like the Knicks. The Knicks play ball. They They can play that ball. don't win it this year. Bill Russell was the man. But Will used to take him, man. Will. When Russell had the championship rings, Will took had them points. That's all he ever had. Jerry West. I don't know Jerry about West. that. Russell, man. The ball, y'all. The pill. The up. Oh, yeah, to the hoop.
traumatized, lost the track, struggled back. I'd wanted easy stuff to please me. Something in the dark began to squeeze me. Seen it there, thinner in the mirror, totally focused, no hocus pocus. Dare I give into this thing gripping my skin to win? Thinking how to, as the lights of the cars go by in a stream. Seems like I stand pretty much unseen, but I open my eyes and beams come out. Give me symphonies, give me more than the life I've seen. Score rise up, angels play, let my loneliness get blown away. Give me symphonies, give me more than the life I've seen. I lie down in the dust just under your eye. A scrap of paper, thin as vapor, filling my clothes like smoke. A couple of the wires in my heart are broke. I float, I miss something, nothing but dreams, schemes, moments wasted. Taste I tasted, fate I'm fated, re-edited again, then copy pasted. As the lights of the cars go by in a stream, seems like I stand pretty much unseen, but I open my eyes and beams come out. Give me symphonies, give me more than the life I've seen. Score rise up, angels play, let my loneliness get blown away. Give me symphonies, give me more than the life I've seen. When I wanna quit, I suffocate it like shoot bubblicious, stress repetitious, vicious. I'm one outsider, up above the streets on the DC wire. Higher, fire in my guts, in a rut. But what I've got is in no can, no other human. But I do get lonely, scared I'm phony. As the lights of the cars go by in a stream, seems like I stand pretty much unseen, but I open my eyes and beams come out. Give me symphonies, give me more than the life I see. Score rise up, angels play, let my loneliness get blown away. Give me symphonies, give me more than the life I see. Give me symphonies, give me more than the life I see. Give me symphonies. Here we go, them other rap dudes ain't near me though. This that shit for your stereo. Hit Louis Vuitton, yeah we go. Back at ya, spectacular. Parto con Seniori che manda gli stessi 5 che hanno iniziato il match, sbagliando il primo tiro. Kus che invece è in campo con gli stessi effettivi che hanno iniziato la partita, tranne per Gaio che è in campo insieme a Kesa, Piras, Idini e Dongu. Kus che deve affrontare la difesa a zona. Adesso il nostro magico Papura vi darà aggiornamenti della sfida tra Ferrini e Sef Torres. Tante volte l'ho detta, ma ne stavo anche per dimenticare di questa sfida. Ci prova Piras da 3 punti, non va.
Calasetta che ha vinto la sfida e quindi è sicura del terzo posto. Dal 99% la diamo come notizia certa. Ha sconfitto la Dinamo 80-56. È finito il primo quarto tra Ferrini e Sef Torres 20-30. Punteggio altissimo. E direi che possiamo guardare anche un po' le statistiche, giusto, volanti del primo quarto dei giocatori, con la Torres che ha il proprio destino in mano per non aspettare la sfida di domani e sperare in una sconfitta dell'Antoniano. Deve assolutamente vincere per essere sicura dell'ottavo posto. Realizza i tiri da 3, un Senori che ancora non ha segnato in questo terzo quarto. Per chiudere il discorso delle statistiche tra Torres e Ferrini, per la Ferrini abbiamo 7 punti di Pedrazzini, miglior realizzatore fino a questo momento, e per la Torres ce ne sono 11 di Enrico Casu, 8 di Raffo e solo 3 fino a questo momento per Stefano Trucchetti, ma sappiamo che quei 3 punti aumenteranno e non poco durante la partita. Senori che mentre si è sbloccata in questo terzo quarto. Cordedda, tripla transizione, 5-0 Senori. Eccolo qua il replay. E com'è bella la palla quando entra da questa inquadratura. Tutta un'altra cosa. In pieno stile Eurolega. Quando la Montepaschi, allenata da Pianigiani, andò alle Final Four di Eurolega, non mi ricordo l'anno, mi ricordo che ero molto piccolo, ma c'erano queste inquadrature durante i tiri liberi delle squadre. Ogni volta che una squadra segnava c'era anche il rumore annesso, in questo caso tripla di Merella, sarebbe stato il rumore tin ad ogni realizzazione. Papura in pieno stile Eurolega ha voluto regalarci questa inquadratura e rottura prolungata per il Cus, che dopo un ottimo inizio si è spenta questo minuto e Senori è scappata nuovamente via sul 50-28. Capacità di questa squadra di creare parziali in pochissimo tempo, è davvero micidiale. È l'unica squadra che ha impensierito Senori quest'anno, paradossalmente rischia di non entrare ai playoff, perché l'Antonianum in casa, perché quando hanno giocato qua a Sorso Senori ha stravinto, ma quando hanno giocato in casa dell'Antonianum in quel di quarto Senori ha faticato, rischiando di perdere la sfida, trovando la vittoria solo nell'ultimo minuto. Si alza anche Gianni Mozzo a dare qualche indicazione per la difesa a zona. Elemento in più oltre quelli citati in campo è quello di Gianni Mozzo, sicuramente come senior coach o come aiuto allenatore, chiamatelo un po' come volete, un elemento in più che ha aiutato i ragazzi e Gabriele Piras ad avere una crescita notevole, con sempre la costante del lavoro di Alessandro Nieddu. Due su due per Andrea Cordedda, 100% in questa partita per lui, 4 realizzazioni in altrettante conclusioni. Luca Chessa che elude il pressing
con Gaio che si trovava liberissimo ma non ha ricevuto il pallone. Riceve in questo momento lontano da canestro. Ricciolo di Dongu che subisce il fallo di Tola, che ha provato a stoppare ma l'ha fatto fallosamente, quindi 2 liberi in arrivo per Mattia Dongu. Due su 2, 30° punto raggiunto dal Cus a 5 minuti e mezzo dalla fine del terzo quarto. Tola voleva andare sotto da Ubalek, ben letta da Piras. Quindi Chessa da 3, dentro o fuori. Pisano per Verlik, scarica per Ubalek, ribalta per Tola, si prende il tiro da 3 punti, difficile, sbagliato. Ancora Tola, attacca il recupero, scarica per Cordedda da 3 punti, ancora Andrea Cordedda. E mentre avete sentito un po' di tifo da parte del nostro Bonino, il nostro tamburino, Capoltrà. Che sicuramente non smette mai di tifare, come tutta la tifoseria. Pugioni chiama lo schema contro la zona, 4 minuti alla fine del terzo quarto. Cabras vuole attaccare sotto per Cordedda che si porta il pallone fuori. L'uscita di Luca Chessa che prova a servire Gaio, deviazione di Pisano, quindi 10 secondi per concludere. Ancora Luca Chessa, Gaio si prende il tiro da 3 ma non stanno per scadere i 24, corto sul primo ferro, quindi Sennori sul più 19, palla in mano. Cordedda si svita l'errore ma c'è Cabras all'imbalzo che lotta ma poi finisce per terra, palla persa. Fallo di Cordedda, Gabriele Piras che chiama time out a 3 minuti e 13 dalla fine del terzo quarto, 52-33 il parziale. Ricordiamo agli amici a casa che la diretta odierna è offerta da 2 nostri partner, da Elia Idini, Atelier Orafo e Rafael Vurugu Electronic Sat. Ovviamente 2 partner molto speciali, vista anche l'intervista che abbiamo fatto ad Elia nel pre-partita. Non solo partner ma anche membri più che attivi di questa fantastica società. E ringraziamo ovviamente tutti i partner che ruotano attorno alla pallacanestro Sennori.
approfittiamo anche per salutare un nostro tifoso che ci segue direttamente all'Isola Rossa. Un saluto caro a Mario Torreni. Ciao Mario, ti aspettiamo per i playoff che inizieranno il 27 aprile, sì, settembre. È il compleanno di mio padre, il 27 settembre, ce l'avevo stampato in testa. 27 aprile inizieranno i playoff e noi rinnoviamo il saluto al nostro Mario Torreni. Gran palla dietro schiena, Andrea Cordedda e Matteo Cabras deve solo appoggiare altri 2 punti. Sennori che viaggia sul velluto e da questa inquadratura si vede ancora meglio. Gran palla. E questi replay ovviamente, al di là della qualità e del, come dire, dello spettacolo che possono dare, fanno notare anche meglio di certe giocate che ti fanno capire cosa vede un giocatore magari in quel momento da inquadrature diverse. 2 minuti abbondanti alla fine del terzo quarto. Cordedda attacca, scarico, no look per Pisano da 3, non va, poi c'è Cabras che lotta nuovamente. Puggioni si prende la tripla, non riesce a segnare quest'oggi Stefano Puggioni. Grande giocata di Marco Idini che finta il passaggio, va fino in fondo, ne mette altri 2. E Cus che torna sul meno 15. Verk da 3, non va neanche il suo tiro. Cabras che continua a lottare in maniera davvero ammirevole. Il numero 13 che prende posizione sotto canestro, non riceve, ma ancora una volta il rimbalzo di Cabras che poi però non riesce a trovare 2 punti. Si rimane 54-39. Idili che vuole alzare il tiro, realizza ancora una volta Marco Idini, un gran bel giocatore, lui che come detto ha militato per diversi anni in questi campionati, sa bene come ci si comporta di fronte a questi palcoscenici. 13 punti adesso fra le squadre. Spano rifiuta il tiro, penetrazione per Cabras, 3 secondi in aria e quindi a 1 minuto e 5 secondi alla fine del terzo quarto il Cus è ancora in partita. Un minuto a disposizione per la squadra di coach Sassu per provare almeno a tentare il rientro sotto la doppia cifra. Arriva la palla persa di Idini che a dire la verità non era uscito, quindi questo fischio non me lo spiego perché è caduto per terra, o era fuori dalla difesa o passi. Ad ogni modo palla recuperata da Sennori e salutiamo anche tutti gli amici che ci seguono da Castelnuovo, augurando buona Pasqua anche a voi. Spano, importante il suo tiro sbagliato. Cabras combatte ancora, Matteo Cabras segna, subisce il fallo, Valueta col tiro libero supplementare. Matteo Cabras così a scacciare via il tentativo di rimonta del Cus.
Realizza Cabras, completato il gioco da 3 punti, già al terzo della sua partita. E sta davvero giganteggiando lì sotto. Fallo subito da Chessa. Secondo fallo di Stefano Pugioni. Realizzato il primo da Luca Chessa, che ha segnato 31 punti nell'ultima giornata vinta con l'Antonianum. Manda a bersaglio ben 6 triple, segna anche il secondo. E time out a 30 secondi dalla fine del terzo quarto, 57-43. Due non sapete bello grave. Ultimi 26 secondi di terzo quarto. Pugioni palla in mano, ancora non ha trovato il canestro Pugioni quest'oggi. Sarebbe un record al contrario per lui. Segna e continua a segnare Matteo Cabras. 10 secondi. Arriverà il tiro di Luca Chessa allo scadere, presumibilmente si gioca per quell'uscita. Riceve, anzi non riceve neanche, quindi se lo prende Idili, sbaglia. Finisce anche il terzo quarto. Segno di 59, Cus 43 e vediamo l'aggiornamento. Con Ferrini e Torres che all'intervallo sono sul punteggio di 38-42, secondo quarto molto più difensivo rispetto al primo. Miglior marcatore della Ferrini, indovinate un po', Maurizio Pedrazzini, 15 punti in 15 minuti. Per la Torres invece ne abbiamo 11 per Enrico Casu e 9 per Trucchetti, sono aumentati quei 3 punti, quindi Torres che è in vantaggio di 4 punti all'intervallo, e se dovesse mantenere questo divario sarebbe sicura nell'ottava piazza, e quindi esatto, 11 punti Enrico Casu tutto il primo quarto, quindi Torres in caso di vittoria sarà la sfidante della Inovius Sennori. Guarda i punti di campo. Secondo te Lucio, secondo te quanti ne ha fatto? Secondo te quanti ne ha fatto? No. Iniziato l'ultimo quarto. Scambiavamo due chiacchiere qui in tribuna con i tifosi
sennoresi chiedevano appunto i punti di Cabras. Matteo Cabras a quota 16 e potrebbe davvero rischiare di fare il season high. E attenzione che si candida al premio di MVP, Attenzione che Matteo Cabras è un candidato al premio di MVP, non l'ha mai ricevuto quest'anno, potrebbe chiudere in bellezza. Polo Marreu dall'angolo, tripla! Polo Marreu con la sua solita faccia, la sua solita calma, e quest'anno si è sempre fatto trovare pronto. Io, a parte questa tripla, ma c'è da fare una menzione per questo giocatore che da quando ha 5 anni, da quando inizia a giocare a pallacanestro, ha sempre giocato tutti i minuti che c'erano a disposizione nelle partite, ha sempre giocato 40 su 40 o 45 in caso di overtime, e poi ha cambiato completamente dimensione da quando è arrivata in questa squadra, che lui c'è dall'inizio, come coach Piras e Enrico Marella. Polo Marreu c'è dall'inizio, ha trovato la sua dimensione, quella di difensore, quella di giocatore a servizio della squadra, per quello che a inizio anno soprattutto lo chiamavamo la classe operaia, proprio perché Polo Marreu può giocare 1 minuto, 5 o 20, ma sei sicuro dell'apporto che ti può dare, proprio per quello che coach Gabriele Piras, suo caro amico, lo conosce come persona da una vita, ma anche cestisticamente, un giocatore su cui fare affidamento sempre. Il buon Polo Marreu, classe 97, nativo di Sorso. Arriva la realizzazione di Puggioni, poi contropiede chiuso da Canu. Ancora Puggioni, l'avevamo detto, sarebbe stato un unicum vederlo a zero, specialmente per i tiri dal campo. Dopo i 2 liberi segnati arriva anche il canestro dalla media. Qua Cabras stoppa Idini, anche un po' di braccio, si è sentito fin qua. Numero 12 che però non si scompone. Ancora Piras, realizza Alessandro Piras. 8 minuti per lo spettacolo e per le statistiche in quest'ultima giornata di regular season, con Sennori e Cus che salutano così la stagione regolare. Cus che però doveva affrontare i playout e Sennori che affronterà i playoff. Nessuna squadra rimarrà ferma in questo campionato, perché come detto le prime 8 fanno i playoff e poi la 9ª, 10ª e l'11ª affrontano i playout per non retrocedere in Serie D, o per meglio dire per rimanere in categoria. E dalla Serie D c'è una sfida agguerritissima tra la Demone Sozzieri e Carbonia. In Serie D c'è una grande sfida anche per l'8ª posizione, con Alghero che sta cercando di trovare l'8ª piazza, quasi sperata 5 giornate fa, con i ragazzi allenati da Brembilla che con 5 vittorie in fila si stanno proiettando nell'8ª posizione, che vorrebbe dire, come in caso del Seftoris, affrontare la prima, quindi Ozieri, e per fare chiarezza Ozieri e Carbonia si potranno affrontare soltanto in finale, perché sono una prima e una seconda. Carbonia che è venuta qua la settimana scorsa a vedere la partita dei Tauri. Non mi viene il nome di Carbonia, c'è un nome particolare, Carbonia Miners, esatto, qua mi suggeriscono dagli spalti, ovviamente qualcuno che lo sa molto bene. Carbonia Miners, quindi vedremo chi tra Ozieri e Carbonia l'anno prossimo sarà in Serie C. Per quanto ci riguarda speriamo di non trovarne, perché significherebbe che Sennori ha fatto il salto di categoria a quel punto. Però è bello anche dare applauso alle squadre delle altre categorie, come c'è una grande battaglia in promozione, perché sono le Final Four e Porto Torres, con appunto Porto Torres che ha chiuso il campionato in battuta e Sennori che può spodestare Porto Torres da questo record, perché la squadra allenata da coach Cao ha chiuso a 38 punti e Sennori può chiudere a 40, quindi vedremo chi avrà la meglio con un'altra squadra
che ha fatto lo stesso percorso, ovvero Alghero Under 17 Eccellenza, che non ha perso neanche una partita, addirittura ne ha già vinto 4 della post-season. Una squadra, direi, a dir poco illegale, una squadra che compone anche la Serie D di Alghero, con prospetti interessanti come Omar Koulibaly e Fabio Rosas. Mentre è tornata in campo le squadre, Verri Lunetta. E perché no, ricordare anche la Serie B femminile, che con le nostre amiche, le ragazze terribili del basket Nulvi, che hanno centrato l'obiettivo playoff, però purtroppo sono dovute arrendere al primo turno, con un campionato che ha dato molte soddisfazioni alle ragazze allenate da coach Cadoni, che proverà, dopo aver concluso il campionato con il basket Nulvi in Serie B femminile, a vincere la Serie D con la Demone Sozieri. Cabras che nel mentre dovrebbe essere salito a quota 18 punti, e direi che facciamo partire il sondaggio per l'MVP. E io vi suggerisco, l'ultima giornata me la sono preso io la responsabilità di premiare Pugioni, quest'oggi non lo faccio, ma vi suggerisco di votare Matteo Cabras, perché sicuramente ha giocato la partita perfetta e lo fa anche in questo momento. 20° punto, season high per Matteo Cabras, e se non votate lui MVP non vi parlo più. Quindi lo diciamo già, MVP Matteo Cabras, dai, lo ufficializziamo o li facciamo votare? Perché è palese, è a 20 punti lui, poi c'ha 15 Tola, 9 Cordedda, a meno di clamorosi ribaltoni. 20 punti in 12 minuti per Cabras, niente, non parte neanche il sondaggio di oggi, lo decido io direttamente. Matteo Cabras MVP del match, con 6 minuti di anticipo, e speriamo possa aumentare il bottino per il buon Matteo, che è giovanissimo ma sta già dando l'uso delle sue qualità. Quest'oggi minuti in più per lui, che ovviamente ha un ruolo molto difficile, quello di entrare al posto di Giri Ubalek, quindi hai sempre un po' la luce puntata, no? Perché entra al posto un giocatore clamoroso come Giri Ubalek, che sta facendo la storia di questa società, soprattutto dopo che l'anno scorso l'hai marcato in finale playoff, specialmente nel momento in cui Nicola Pisano non era in campo. Quest'anno fare la riserva di Ubalek non è per niente semplice, ma sta comportando molto molto bene, ed è bello vedere due giocatori come Cabras e Tola, che sono i migliori datori di questa partita, che stanno arrivando proprio in questa fase conclusiva della stagione come un diesel, mi verrebbe da dire, al meglio assoluto della forma. Luca Chessa e Lunetta, e noi vi diamo un aggiornamento per quanto riguarda Torres. E mentre Luca Chessa sale a quota 11 punti. Ferrini contro Torres, sono ancora all'intervallo, 4 punti fra le squadre. Ovviamente non riusciremo a darvi il finale di questa sfida, perché finirà almeno con mezz'ora di ritardo rispetto a quando termineremo la diretta, però proveremo a darvi il parziale. Chessa, pareggio vivo, si va da Piras, si prende il tiro, l'errore, il rimbalzo di Cabras, che attenta assolutamente alla doppia quest'oggi Matteo Cabras. Ancora Verlik, palleggio del tiro di pregevole fattura tecnica, un altro acquisto azzeccatissimo. Siamo felicissimi di poter vantare un roster del genere, felicissimi di aver accolto un giocatore del calibro di Alessandro Verlik alla prima stagione in maglia sennorese, dopo le tante stagioni con Calaseta, più di 2000 punti segnati per lui, e soprattutto non facile per lui entrare in una nuova squadra e assumere una dimensione completamente nuova, lui che è stato abituato a giocare
da catalizzatore dell'attacco, quindi da punto fermo dell'attacco come uomo cardine per Calasetta negli anni anche della C nazionale. Lui che ha tantissimi punti nelle mani in questa squadra con meccanismi già ben organizzati, ben oleati. Lui si è messo a disposizione della squadra e da sesto uomo sta veramente disputando un ottimo campionato, e sappiamo che adesso che arrivano i playoff, che canestro proprio di Alessandro Verrick, noi lo elogiamo e lui ci ascolta e realizza un palleggio adesso e tiro con fallo, quindi potenziale gioco da 3 punti a dimostrazione proprio della bontà offensiva di questo giocatore, e quando ha a disposizione tempo e spazio per tirare lo fa davvero da attaccante 5 stelle, realizza anche il tiro libero. E sappiamo, per concludere il discorso, che aumenterà di giri anche in vista dei playoff, ed è sicuramente questa la carta in più per la Innovius Sennori, avere giocatori come Verrick, Tola, Cabras che possono darti questo sprint in più. Altro timeout, 3:57 alla fine, 76-54. E se andiamo a guardare i primi di MVP quest'anno, parlo con Papura a memoria. Chi è che non l'ha preso il primo di MVP quest'anno? Ale, mi sembra. Ale Verlick perché l'abbiamo fatto solo in casa. L'ha preso Pugioni l'ultima. Merella l'ha preso almeno 3. Cordeda una volta solo. Tola. No. Ad ogni modo questi sono sempre premi che lasciano il tempo che trovano, anche se un giocatore di Sennori non ha mai ricevuto il premio in MVP come Alessandro Verrick, per esempio, che è il figurato nel quintetto della Serie C, del miglior quintetto della giornata. Comunque una stagione che è iniziata col freno a mano tirato visto l'infortunio, ma pian piano è entrato nei meccanismi e si è messo a disposizione. Non è mai scontata questa cosa, e ora che arriveranno le partite più difficili, lui che è un giocatore che le ha sempre vissute e le ha sempre giocate potrà dare una grandissima mano, come anche la mano che ha dato e che continuerà a dare Federico Spano, che si è rimesso in gioco dopo la parentesi non felice a Torres lo scorso anno. E in questo gruppo davvero non c'è un giocatore che sia fuori posto, tutti hanno la loro dimensione, tutti sanno quali sono i loro limiti e fin dove si possono spingere, e questo è anche merito di Gabriele Pilas, già in mostra dallo staff tecnico, ovvero di Alessandro Niedu e Omar Caretta. E Sennori che ovviamente vuole concludere al meglio questa stagione, e Alessandro Verrick 6 punti consecutivi a cavallo del timeout, e se non sbaglio è salito come secondo miglior redattore della partita. Beh, io direi che, visto che queste ultime 2 giornate riguardo l'MVP le regole le ho fatte io, le ristravolgo e dico che Verrick è salito, se non sbaglio, sì, sarà almeno a 10, non ne hanno aggiunto. Tripla di Verrick sbagliata. Niente, non posso scombussolare più di troppo le regole, non c'è troppo distacco nei tabellini, volevo premiare, fare 2 MVP insieme, però va bene così con Matteo Cabras che è ancora in campo, potrebbe scollinare ancora di più quota 20, vediamo se lo fa, scarica per Merella. Da notare il quintetto classico, mentre Cabras realizza il 22esimo punto della sua partita. Grandissima prova di Matteo Cabras. Da notare anche il nostro buon Papura, faccio notare al nostro buon Papura che il quintetto classico usato da Gabriele Pilas quest'anno, nessuno del quintetto classico usato da Gabriele Pilas è riuscito ad arrivare a quota 10 punti, perché Giri si è bloccata a quota 5, il nostro Chicco lo stesso, Pugioni comunque lo considererei il quintetto vero di quest'anno, è stato Merella, Pisano, Cordedda,
tiri e uno a turno tra Tola, Verlik e Pugioni. Quindi vedere anche che Gabriele Pies ha dato spazio a tutti e si sono fatti trovare prontissimi. Cabras ribatta per Verlik. Ancora Verlik sotto per Cabras, un contatto, non riesce a trovare i 2 punti. E quindi ultimi 100 secondi di partita. Ci mette anche il recupero Matteo Cabras e vola il contropiede sino al capolinea, ma sbaglia da 2 passi. Forse il canestro più facile, ci pensa Simone Pilas a correggere tutto. E si è anche concluso l'ultimo atto della regular season, del lancio delle patatine di Elia. Ci sarà quello dei playoff. Cabras per Cabras in questo caso. Martino che serve Matteo e Valueta con 2 liberi. Esce il nostro capitano e finisce così la sua regular season. Ventitreesimo punto. Appena iniziato il terzo quarto tra Ferrini e Torres. 2 pari, una terza frazione, 42-46. Sfortunato Chessa. Bisogna verificare negli anni, però negli ultimi anni non è mai successo. E quindi 24 secondi separano Sennuri da un'impresa storica, ovvero quella di chiudere la regular season in battuta. 20 vittorie, 0 sconfitte. Siamo anche curiosi di vedere di chi sarà l'ultimo canestro di questa regular season, sempre se arriverà. Anzi, non dovrebbe arrivare perché mancano 5 secondi. Dongo attacca sino in fondo, l'ultimo è stato di Simone Pilas, esatto, qualche azione fa. Cabras non lo prende neanche, anzi arriva la penetrazione e la realizzazione di Martino Cabras. È suo il canestro dei record, perché Sennuri vince per 85-58. Punteggio bellissimo perché scambiando le 2 cifre non cambia e diventa la squadra imbattuta già prima da qualche giornata. 20 vittorie, 0 sconfitte, 40 punti all'attivo, ma tutto questo potrà non contare niente perché c'è da giocare i playoff che iniziano il 27 aprile. Rimanete sintonizzati, soprattutto rimanete collegati perché a breve intervisteremo Matteo Cabras con il premio di MVP. Grazie a tutti, ci vediamo adesso al centro del campo.
And if the shorty fine, then I get back to her. And I love this game like Mario, but my flow is just like cardio. Intensive, offensive, and they ask why your belt expensive. They can't see me even if they had lenses. Top lonely, give a fuck about friends is, cause I'm a lonely stoner. Pop Corona, college dropout, no diploma. If you feel the heat in the kitchen, or just washing dishes, or dancing for tuition, with the big dreams and wishes, don't stop to listen, just keep trying to get it, cause you gon' get there. Put your hands in the air and say, here we go, here we go, here we go, we go, here we go. And I think I had the last laugh and I passed class. Told them I was done with it. Opposite of adult, let's have fun with it. I'm a genius, and so is that fool. Stay up, nocturnal shit, raccoon. Rap soon, holla if you later. They say we bound to blow up Al-Qaeda. And this track was just a favor that turned into a classic hater. I run rap, got the master data. You take forever to make a procrastinator. Blind niggas can't see shit. And the story of Victoria's Secret. That's only if she keep it. Never mistake kindness for weakness. If you feel the heat in the kitchen, or just washing dishes, or dancing for tuition, with the big dreams and wishes, don't stop to listen, just keep trying to get it, cause you gon' get there. Put your hands in the air and say, here we go, here we go, here we go, we go, here we go. A hater try to stop me on my way. Here we go. Today. Here we go. I gotta get my groove, get out the way. Here we go. My way, my way. Here we go. Here we go. Here we go. We go. We go. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. We go. We go. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. We go. We go. Here we go. Cut. Yep. Stand. Bug it. But. Bitch. Ovviamente amici a casa, sempre tutto live, arriva il premio Matteo Cabras quest'oggi MVP, l'ho deciso io personalmente, partitissima, 22-24 punti mi sembra in neanche 20 minuti di impiego,
una partita che non contava niente dal punto di vista della classifica, però per te personalmente voleva dire tanto, dare dimostrazione al coach di esserci mentalmente, fisicamente. Le ultime 2 partite sotto canestro non ce n'è stato per nessuno, Matte. Sì, sono contento di aver fatto queste 2 partite molto bene, dando diciamo, la prova al coach di poter contare anche su di me anche quando per esempio sono fuori 2 giocatori importanti come Giri e Cordedda. Assolutamente, questo mentre che il nostro Alessio, prego. Alessio, lei può entrare sempre quando vuole in diretta con Viticoltori Romangia che premiano l'MVP odierno con un bel brut. Il nostro Matteo potrà bersi in compagnia della sua compagna e anche borraccia della farmacia Santa Vittoria, quindi doppio premio di MVP quest'oggi. Lo consegniamo direttamente al nostro Alessio. Ecco qua, questa dai, gliela reggiamo un attimo. Oppure, perfetto. Come tiene i palloni sotto canestro anche i premi. Prego, grazie Alessio. Ultima domanda, Matte, dicevo in cronaca, per te non è facile perché arrivi da una squadra dove eravate tutti giovani e poi soprattutto hai fatto i playoff al tuo massimo, andando a giocare contro una squadra come Seniori, marcando Ubalek anche in quelle sfide dove ti hanno visto protagonista magari con Nicola Pisano con qualche fallo, quindi lì hai avuto l'impatto maggiore e poi di colpo sei stato ribaltato in una realtà come quella di Seniori, dove sei la riserva di Giri sostanzialmente, no? E non è mai facile mentalmente approcciare, entrare in campo al posto di un giocatore del calibro di Giri, ma tu quest'anno secondo me hai fatto una grande stagione dal punto di vista mentale, sei sempre entrato con la mente giusta, io ci sono, io spacco tutto e lì sotto mi devono davvero buttare giù per fare la differenza, e questo te lo porterà anche ai playoff, immagino. Sì, spero di sì e spero di continuare così tutti quanti di squadra. È stato importante chiudere con 0 sconfitte e niente, sì, sono molto contento. Assolutamente, grazie Matteo, ti lasciamo andare, MVP dell'ultima giornata, il nostro Matteo Cabras. E quindi concludiamo così, ultima diretta della regular season, ci vediamo ai playoff, sempre forza Seniori. Ancora Ubalek nei pressi del ferro, nasconde il pallone, poi si arresta con assolutamente un tiro che è all'interno del suo gioco. Grande passaggio, quasi di tocco per Pisano. E altri 2 al numero 21, 90. Gran palla dietro schiena, Andrea Cordedda. E Matteo Cabras deve solo appoggiare altri 2 punti. Seniori che viaggia sul velluto e da questa inquadratura si vede ancora meglio. Gran palla.